Ma secondo voi, ma questo è il 5 maggio del del 2019? Ho qualche dubbio. Le perplessità del nostro direttore sono state condivise da tanti che sull'altipiano di Asiago non si aspettavano così abbondanti queste nevicate decisamente fuori stagione. Precipitazioni copiose previste, localmente anche di forte intensità dalla protezione civile, che aveva diramato un'allerta. In Veneto sono stati 160 gli interventi dei vigili del fuoco, danni che in queste ore sono censiti e stimati, ma che inducono già il presidente Zaia ad avviare la procedura per lo stato di emergenza. Ho aperto per la seconda volta, anzi direi un ampliamento dello stato di emergenza. Siamo in una effettiva condizione di crisi e abbiamo sentito anche ieri Borrelli, il capo della protezione civile, Bottacina sul pezzo, abbiamo avuto un sacco di guai nella zona gardesana, del Garda. Insomma, la situazione è critica, speriamo che questa ondata di maltempo cessi e arrivi definitivamente la primavera. Nel Vicentino fortunatamente non ci sono state situazioni critiche di particolare gravità. A parte però le abbondanti piogge, sono soprattutto i forti sbalzi termici a mettere in crisi tutti. Non è ben chiaro quale abbigliamento scegliere e in città assistiamo a sorprendenti contrapposizioni. Pantaloncini e t-shirt contro sciarpe e piumini. Si è coperto bene? Abbastanza, abbastanza bene. Ho anche una maglia sotto. Sono abbastanza coperto perché ero in bicicletta e quindi c'ho un maglioncino qui sotto. Dico che in tanti anni era un pezzo che non capitava a maggio di questo tipo, forse 30-40 anni fa magari, non so, che è nevicato sull'altopiano. E vabbè, saranno i cambiamenti climatici, non lo so. Per me no. Le Per me stagioni no. sono quelle di una volta? No, sono un po' cambiate, ma i fenomeni eccezionali ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Le previsioni annunciano una tregua delle precipitazioni fino a mercoledì, poi però tornerà il freddo. Ma a fronte di questa grande variabilità, cosa pensa chi è legato strettamente ai cicli meteorologici, come gli agricoltori? Sono segnali preoccupanti di trasformazione del clima? Ma sono contrasti stagionali e noi come agricoltori siamo abbastanza abituati a questi sbalzi di temperature, a queste stagioni strane. Ogni stagione per noi è un'avventura. È stato un weekend anomalo, con forti piogge, forte vento. Per fortuna nel Vicentino non si segnalano grossi danni alle colture. Alcuni danni sono registrati nelle semine recenti di mais, in alcuni terreni particolarmente freddi, per cui probabilmente in questi terreni si dovrà riseminare.